La foto dei vigili del fuoco che portano in salvo la mamma rimasta incastrata con il neonato all'interno dell'auto è l'immagine simbolo di quanto accaduto ieri sera a Trebaseleghe. 120 mm di pioggia caduti in poco tempo, una vera e propria bomba d'acqua che si è abbattuta sul paese dell'Alta Padovana, provocando allagamenti di strade, abitazioni e scantinati. L'acqua è entrata anche nei locali comunali e nella scuola. Dalle 8:30 di ieri sera purtroppo è caduta tantissima acqua su Trebaseleghe e Noale, su questa fascia, soprattutto sul centro del nostro paese, cosa che non era mai successa. Abbiamo dovuto chiudere le strade principali del paese perché erano completamente sott'acqua e non percorribili. Dalle 10 in poi sono arrivate la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, oltre 50 segnalazioni, e per tutta la notte hanno lavorato incessantemente per sistemare le cose, per mettere in sicurezza le abitazioni e gli scantinati. I volontari della Protezione Civile sono usciti in 3 squadre e anche i Vigili del Fuoco sono arrivati da Cittadella, Castelfranco, Borgoricco e ci hanno aiutato per tutta la notte fino alle 7:30 di questa mattina. È stata una notte di paura. In municipio, per far fronte all'emergenza, è stato aperto il COC. Le squadre dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno lavorato per molte ore per pompare l'acqua fuori dai piani interrati. Oggi anche la farmacia del paese è rimasta chiusa. L'acqua entrata dalla strada ha invaso il magazzino e il piano interrato. Era come un fiume, ci raccontano, impossibile fermarla. È entrata purtroppo dove abbiamo scorta di farmaci e adesso stiamo un po' sistemando il magazzino, per fortuna. Il locale farmacia si è salvato comunque. Per fortuna sì. È la parte del magazzino quindi che è andata su. Ma anche il server, il computer, proprio il gestionale non funziona, quindi Quindi siete bloccate. sì, per oggi sì, la farmacia non riesce a esercitare il servizio. No. Danni si registrano anche alla rete dei sottoservizi del comune. In alcuni punti l'asfalto non ha retto. È stato aperto lo stato di emergenza, ora siamo in contatto appunto con la Regione per capire come fare, come devono fare anche i nostri cittadini per appunto richiedere i vari rimborsi per i danni subiti. I danni si stanno contando ora dopo questa nottata, quindi poi daremo tutte le informazioni tramite anche i canali social comunali in maniera che tutti possano richiedere i danni subiti. Anche noi come comune abbiamo avuto dei danni sulla nostra casa Pattaro, che è appunto la sede della polizia locale.